È solo un club. Le celebrità napoletane, vorrei parlarvi di un cantautore. Un cantautore che, pensate, ha incominciato nel 1976 come bassista nella famosissima Napoli Centrale, ve lo ricordate? E poi insieme al grande James Senise. Beh, io con James ho cantato quando avevo 8 anni, pensate un po'. Ma vecchi ricordi, signori miei. Ma sempre nel 1976 Claudio Poggi, produttore della EMI italiana, ascolta un provino di questo cantautore e decide di seguirlo discograficamente parlando. E viene così inciso un disco che si chiama Che calore. Avete quasi capito, eh? Che calore, però noi in questo momento non lo possiamo dire ancora perché questo mese di marzo è ancora piuttosto freschetto. Beh, verrà pure la primavera. Ma continuiamo ancora. Continuiamo dicendovi che questo grande interprete della canzone napoletana e italiana è stato influenzato anche dal grandissimo Louis Armstrong e George Benson, e poi dal blues, dal funky, dal jazz, ed è diventato famosissimo in tutto il mondo. E questa sera io vi voglio riproporre un suo capolavoro dal titolo Napulè. Napolè mille colori, Napolè mille paure, Napoli